Allora, rieccoci qua. Ridiamo il giro di parola, però voglio partire dalla dottoressa, perché abbiamo accennato a verifiche di qualità, controlli, disciplinari, che vuol dire regole certe che devono essere rispettate, e anche di differenza, come giustamente ha sottolineato un nostro telespettatore nel suo messaggio, tra questa realtà ed altre dove questo non è stato attuato. Sì, Pur essendo paese Italia, però, insomma, oddio, certo, se andiamo su Napoli e dintorni. certo. Qualcuno, la famosa mozzarella di bufala campana che... Vabbè, dopo gli scandali e i produttori che sono dei farabutti ci sono in qualunque posto del mondo e quindi quelli vanno perseguiti assolutamente. Diciamo che le normative europee intanto sono molto severe rispetto al resto del mondo, quindi già in Europa partiamo da una baseline, da una base di sicurezza alimentare che è molto più alta rispetto al resto del mondo. Tanto che Però entrano sti prodotti benedetti, c'è però poco da entrano, dire, ma entrano da tutte entrano le perché ci parti. sono degli accordi commerciali sui quali non possiamo farli, perché se noi blocchiamo le mele del Sud America, loro ci bloccano il vino, l'esportazione del vino negli Stati Uniti, per esempio, no? Quindi ci sono degli accordi che sono al di sopra delle nostre possibilità di decisione che tante volte ci tocca subire. Per quello è importante costruire degli strumenti in modo che i nostri consumatori scelgano, perché io credo che la cosa importante sia che il consumatore abbia la possibilità di scegliere. Allora, dopo uno sceglie, mi interessa il biologico, mi Sì. interessa il QV, mi interessa le WGP, mi interessa niente, però ho la possibilità di scegliere, no? Allora, E di ci sapere mancava, e soprattutto, di sapere, di aver la conoscere, conoscenza, ora si parla di cioè cultura. appunto avere la conoscenza. Allora, quello che abbiamo voluto creare in Veneto era uno strumento che, considerato la baseline europea già elevata rispetto al resto del mondo, quindi non stiamo parlando di sicurezza alimentare, i prodotti in Europa, salvo gli scandali, sono sicuri, sono controllati, sono controllati e sono a norma di legge. Abbiamo voluto creare uno strumento in più che dicesse, ok, noi siamo già a norma di legge come tutto il resto d'Europa, però diamo qualcosina in più. Allora, che cos'è? Per esempio, vi faccio l'esempio, nella carne, perché diciamo che la carne è di qualità superiore, perché viene seguita dal produttore una dieta per l'animale che gli permette di ottenere un animale che ha una tenerezza della carne diversa, un colore della carne diverso, più tenera, un colore più chiaro, che è più conforme a quello che vuole il consumatore italiano, rispetto a quello che può arrivare dalla carne bovina francese al pascolo, che è mediamente più dura, ha un sapore un po' più forte. Quindi abbiamo voluto differenziare quello che i nostri produttori da tantissimi anni sono abituati a fare, è proprio una tradizione dell'allevamento veneto di allevare anche con prodotti a base di cereali questi animali, in modo da ottenere proprio un animale che obiettivamente è diverso. Forse costa quel pelino in più, ma comunque è diverso rispetto alla carne di importazione, dopo i produttori risponderanno. Questi disciplinari, questa disciplina che abbiamo, ogni prodotto ha i suoi disciplinari, quindi abbiamo approvato, la giunta regionale ha approvato 44 disciplinari per i prodotti ortofrutticoli, quindi una bella 44 per gamma. l'ortofrutta, Infatti per quindi. quello ci ha messo tanto la legge a partire, perché abbiamo voluto fare un lavoro veramente Avete dovuto una aspettare bella l'ortofrutta, base. invece non si scherza, 44. 44 per l'ortofrutta, 4 già per il settore zootecnico, quindi il latte, la carne di coniglio, il vitellone e il vitellone cereali, vitello, latte e cereali. Ce ne sono 18 in approvazione a Bruxelles, perché questi disciplinari vengono fatti con i produttori. Vengono notificati alla Commissione europea per verificare la conformità alle normative comunitarie. Certo, Quindi Bruxelles verifica che veramente ci sia qualcosa in più rispetto alle normative di base, no? Proprio anche per non imbrogliare il consumatore. E ci sono anche 3 mesi di tempo di tutti gli altri stati, quindi il Ministero del Consumatore tedesco, eccetera, ci fanno le osservazioni per verificare veramente che ci sia qualcosa in più. Una volta che sono stati passati questi 3 mesi e la Commissione europea ci ha dato il suo parere positivo, allora vengono approvati dalla Giunta. Ce ne sono altri 18 in Commissione europea in valutazione, prodotti ortofrutticoli, ma anche cereali, anche altri prodotti, e quindi si amplia la gamma. Adesso nei prossimi prodotti ci sarà il miele, vorremmo lavorare sui prodotti trasformati, quindi c'è un percorso che sta per ampliarsi. e questa qualità verificata è un qualità, non possiamo scriverlo perché Bruxelles ci dice che alteriamo la libera concorrenza, non possiamo scrivere qualità Veneto, ma è una qualità proposta dalla Regione Veneto, aperta anche agli altri produttori,
però è un QV, chiamiamolo qualità, è verificato perché è controllato e verificato, ma è una qualità che viene proposta Quindi dal Veneto. chiedo a quindi è un lei, QV. potrebbe essere un domani che un'altra regione d'Italia accoglie questi disciplinari, omologa gli produttori e siede in un'altra regione. Oppure potrebbe essere che il Belgio con le sue produzioni, cioè potrebbe essere estesa questo discorso, o Questa no? forse è più una domanda tecnica. Sì, sì, no, più. Proprio a Allora, flash. diciamo che questi disciplinari sono dei disciplinari di qualità superiore, ma stiamo, come diceva il produttore di carne prima, stiamo lavorando col Ministero per rendere omogenei anche in altre regioni questi disciplinari. quindi Quindi possono essere l'Emilia estesi. Romagna ha già il marchio, anche loro, il QC, hanno dei disciplinari simili che anche loro garantiscono ai loro consumatori Chiarissimo. certe caratteristiche. Chiarissimo. Ma questo implica, secondo lei, dei cambiamenti importanti per quei produttori che vogliono entrare? Lasciamo stare che magari voi ci siete già dentro col vostro gruppo, eccetera, però qualora un produttore fosse interessato, dovrebbe fare dei cambiamenti importanti, sostenibili oppure no? In questo momento anche di crisi del settore in generale agroalimentare? Secondo me no. Anche sulla base dell'esperienza maturata con gli allevatori di carne bovina, quindi di vitello e di vitellone. Tra l'altro, ecco, tanto per citare, i due disciplinari sono il vitellone ai cereali, l'ascotone ai cereali, il vitello al latte ai cereali, quindi già rende l'idea di come sono alimentati. Noi speriamo, come dicevo prima, che arrivino anche i disciplinari del pollo, delle uova, dei tacchini, eccetera, perché questo è il sistema veneto che funziona. Allora poterlo riconoscere nei punti vendita diventa essenziale e sostanzialmente anche con l'aiuto della Regione Veneto il mettere in pratica dopo i disciplinari, quindi con i controlli e tutto il resto, può diventare molto facile perché ci sono tutte le condizioni, da una parte gli strumenti finanziari della Regione, perché tra poco partirà anche la campagna promozionale con Veneto Promozione, con coloro i quali hanno aderito alla misura 133 del piano di sviluppo rurale, quindi spot TV, spot radio, carta stampata, eccetera, no? In maniera tale da poter comunicare questo prodotto. Dopo sta anche a noi che organizziamo i produttori a tutti i livelli, quindi latte, carne, ortofrutta, eccetera, controllare che tutto si svolga bene, perché come diceva giustamente la dottoressa Scudeller, qualche melamarcia può esserci dappertutto, in tutto il mondo, però è compito nostro cercare di isolare, perché noi faremo anche l'autocontrollo, cioè i nostri tecnici entreranno in tutte le aziende, ma non solo, anche nei punti vendita, perché noi invitiamo i consumatori a vigilare con noi, perché così salvaguardano anche la loro salute e il loro portafoglio, in maniera tale da distinguere veramente i prodotti QV. O c'è il marchio o non c'è. E se non c'è il marchio e viene spacciato per QV, ecco, ci piacerebbe, così come arrivano gli SMS qui in trasmissione, ci arrivassero anche noi delle segnalazioni, certo, ma stiamo approntando una pagina sui nostri siti internet in maniera tale da ricevere segnalazioni di attività commerciali scorrette, perché quindi il anche mondo il consumatore deve ne è partecipare. pieno di buontemponi che cercano di gabbare il prossimo. Sì, no, volevo aggiungere, per quanto diceva lei appunto l'appetibilità rispetto a un produttore che si vuole avvicinare a produrre un marchio QV con una produzione QV, io ho l'esempio per esempio della cooperativa Natur Veneta che produce col brand Patata Veneta, su 60.000 quintali di patate prodotte, 40 sono diventate già 45.000 a qualità verificata. Perché? Perché il produttore proprio ha visto che conferire patate generiche ha difficoltà, conferire quelle a qualità verificata invece riesce a ottenere un differenziale di prezzo sicuramente maggiore rispetto a una normale patata da consumo, e nello stesso tempo sempre di più sono state veicolate quelle a qualità verificata, sono state vendute molto meglio rispetto a quelle normali. Poi dopo il brand lo fa lo stesso Quindi prodotto, è un circolo virtuoso che si sta attuando, e vorrei sottolineare come coordinatore che in quest'anno e mezzo appunto l'aver messo insieme delle realtà anche con delle differenze anche molto importanti, il settore della carne con quello dell'ortofrutta, col lattiero caseario, però tutti quanti avevamo capito che era giunto il momento veramente di fare squadra. Forse è la prima volta che si riesce che è una cosa importante, no, questo è infatti significativo. Il tempo purtroppo vola. Assessore, fare comunicazione della cultura, questo è un altro aspetto importantissimo ed è una lacuna non veneta, veneta ma italiana.
Lei riveste questo ruolo, quindi anche come città di Padova un'occasione importante, più che mai in quest'anno, lo dicevamo, però bisogna fare comunicare la cultura. Gli altri paesi lo fanno benissimo, ci stanno bypassando alla grande. Noi tra l'altro abbiamo un valore aggiunto come territorio. Il Veneto all'estero, si adopera il termine Veneto, non sanno cosa sia, ma se si adopera il termine Venezia può viaggiare in tutto il mondo. Io credo che un ulteriore passaggio a questo, che è quello della qualità verificata, sia l'individuazione di un brand territoriale veneto che passi attraverso il nome di Venezia, perché ci permette di comunicare la tradizione, la storia della nostra cultura, che si esprime anche attraverso queste conquiste che sono fatte da secoli di lavoro sulla terra dei nostri contadini e delle associazioni di categoria. E quindi promuovi tutto un territorio. Ecco, è quello che altre regioni sono state capaci per un contesto che le ha aiutate, noi ce l'abbiamo, dobbiamo utilizzarlo al meglio. L'anno prossimo abbiamo intenzione, con la VTE che ospiteremo di nuovo, questa esposizione mondiale dei beni UNESCO, in collaborazione con la Fiera, di utilizzare... L'esposizione che si verifica dove? Il Palazzo della Ragione sarà sempre a settembre, 3 giorni, fine settimana. Adesso è finita. È finita, è stata venerdì, sabato e domenica, e c'erano parecchie realtà riconosciute dall'UNESCO a livello internazionale e mondiale, quelle italiane. E, per quanto riguarda invece gli spazi della fiera, l'anno prossimo vorremmo promuovere proprio la dieta mediterranea, ma con un'attenzione particolare alla nostra regione. Stiamo pensando anche di veicolare sul web e su altri canali delle modalità di comunicazione per coloro che saranno all'Expo di Milano, in modo tale che non si perdano dei must di Padova. Infatti, che saranno dei beni culturali, ma saranno anche questi beni, tra virgolette, immateriali, perché sono molto materiali, che sono la qualità del cibo, che fa la qualità della nostra vita. Assolutamente. Vorrei aggiungere che un aspetto molto importante e particolare potrebbe anche interessare ristoratori, agriturismi, eccetera, no? Quindi unire la cultura anche del cibo in maniera tale da poter offrire ai consumatori un pezzo del loro territorio, un pezzo di territorio, quindi offrendo i cibi a qualità verificata. Ecco, se il consumatore vuole divertirsi, basta solo che in un ristorante chieda da dove arriva la bistecca, è quello che io ripeto da sempre, ovvero o dall'Australia o dalla Francia o dalla Spagna o dalla Germania, ma dal Veneto non arriva niente. Allora, ecco, noi vorremmo anche riuscire a mettere assieme quelle categorie e cercare di organizzarle nell'ambito anche di eventi culturali, come quelli che organizza molto bene il Comune di Padova, per poter offrire un pacchetto ai turisti che vengono, quindi cultura del cibo, cultura, arte, tradizioni, e chi più ne ha più ne metta. Questo è il Veneto che fa sistema, che fa squadre, che può spendersi in tutto il mondo, perché giustamente Veneto non è conosciuto da nessuna parte, ma Venezia sì. No, infatti si tratta di trovare il brand giusto e poi naturalmente fare cultura e diffonderla, perché questa è un'iniziativa che parte da qua, può diffondersi anche altri paesi, altre regioni d'Italia, insomma, male non farebbe, cioè, dalle buon esempio. No? Iniziative proprio... Cioè per la salute dei cittadini, dico sempre, è una cosa... Appunto, come diceva il dottor Marchesin sulla ristorazione, noi stiamo già approntando delle idee proprio per coinvolgere le associazioni di categoria della ristorazione, e anche la cosa bella che mi piace pensare è che, a differenza di altre sigle di prodotti di nicchia, che magari molte volte capita in qualche ristorante di andare, allora si legge magari un marchio slow food, però quando il consumatore però esce, dove va a reperire il prodotto, se magari lo vuole a casa? Sì, esatto. Il bello invece di qualità verificata è che lui potrà mangiare una carne a qualità verificata, prendendo l'esempio della carne, con le patate a qualità verificata, e con l'ortofrutta, per carità, verdura per i vegetariani, in un ristorante, uscire e trovare gli stessi, e poi andarli a poterli comprare, assolutamente, questo è fondamentale. Quindi questa è una valenza molto positiva. Sì, non è il massimo trovarsi in un agriturismo con una bottiglietta d'olio, oli provenienti dall'Europa, quando noi in tutte le parti d'Italia, compreso anche il Garda o la provincia di Treviso o altre parti, abbiamo l'olio che è fantastico, insomma. Lo sappiamo, infatti. Allora, speriamo di trovarci presto a parlare ancora di questo, a dare degli approfondimenti, perché qua è stata proprio ecco, vedete il marchio QV alle mie spalle, è stata un'indicazione di massima che abbiamo voluto darvi. Ci entreranno questi prodotti anche nella GDO, grande distribuzione organizzata, non in tutta, ma ci saranno alcuni esponenti aderenti. Comunque partirà prestissimo anche la campagna informativa, in modo che tutti quanti, non solo sul web, possiate essere informati al riguardo. Grazie ai nostri ospiti, ai nostri interlocutori, e naturalmente grazie a voi di averci seguito. Noi ci troviamo domani sempre in diretta. Grazie. Grazie.